Siamo con Angelo Baingio, allenatore degli allievi della Polisport. Oggi sfida molto difficile contro l'Atletico, però il primo tempo li avete tenuti bene. Sì, sulla partita non c'è niente da dire, si sono impegnati al massimo, quindi ai ragazzi non c'è da dire niente, sono sempre quasi frasi fatte, però purtroppo il tasso tecnico può essere a favore dell'Atletico, vista anche la posizione in classifica, però non abbiamo demeritato, soprattutto nel primo tempo, finché le forze ci hanno tenuto, avevamo un po' di malanni o di gente un po' con qualche raffreddore in più, però non ci sono alibi, il campo è dà sempre il giusto responso. Ecco Angelo, tu hai preso questa squadra che insomma la Polisport è una bella realtà del calcio nuovese, una realtà emergente, giovanissimi allievi nel regionale, però conquistare la salvezza è un'impresa ardua, ve la giocherete con la Corrasi, no? Sì, spero di giocarmene, quindi non abbiamo nessun modo di dire che è un campionato noioso, così lo facciamo fino alla fine con qualcosa in palio. È una cosa da una parte molto bella, da una parte un po' troppo restiamo sulle spine, insomma, però è giusto così. Diciamo che il merito grosso dei ragazzi e della società sono stati ragazzi molto intelligenti, perché alla fine del campionato, con una partita che manca, avevo 18 o 19 convocati, e questo vuol dire che il gruppo ha sempre creduto e che lo staff e che la dirigenza ci ha sempre sostenuto, non ci sono mai stati malumori, il fatto che sono stati sempre coesi, vicini, insomma uniti, fa di me, insomma sono contento insomma, di questo gruppo. Ecco, come hai visto questo girone allievi, la Torres va alle finali, l'Atletico ha dimostrato di sapere insomma, tenere alto il calcio nuorese, no? Sì, la Torres diciamo che è un altro, diciamo, ha un altro passo, per metterla così, come calcio, sicuramente ha meno limiti degli altri, cioè un po' grande fisicamente, comunque sia con l'Atletico che con la Torre abbiamo fatto 3-2, io penso a noi, e, insomma, c'è un po' di rammarico per qualche partita, troppi punti persi, però è così, insomma. Cosa hai detto ai ragazzi prima della partita? Che l'importante era affrontare la partita nel modo giusto, poi il campo, il pallone gira, svirgola, il palo, l'arbitro, sono tutte variabili che non si possono comandare prima della partita. L'importante, ed è quello che ho ottenuto, è l'impegno massimo dei ragazzi, il dispiacere adesso, io adesso dopo la partita non dico, è mio costume non dire mai niente, è troppo a caldo, resta un po' il dispiacere perché magari potevamo tirare fuori un pareggio e ci sarebbe servito molto di più. Benissimo Angelo, noi ti ringraziamo, come facciamo complimenti a te e alla Polisport per quello che sta facendo nel campionato regionale allievi, un grande in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a voi.